Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo degli ambienti di lavoro, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook dove chiaramente abbiamo, l'ho già detto altre volte ma lo ripeto, abbiamo i migliori iscritti nel mondo Face, e anche in Telegram nel gruppo dei magici arcieri Bertollini. Hildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati con Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Ma vediamo adesso i posti di lavoro, perché i posti di lavoro il vostro Marietto non ha mai parlato in modo approfondito. Comunque sono degli ambienti in cui ci si può trovare molto bene, sia perché chiaramente ci si realizza a livello fisico, psichico, o ci si può trovare anche in modo, in un certo senso, male, in un certo senso male, e ci sono molti posti di lavoro che sono stati in un certo senso costruiti, ad esempio tipo fabbriche, o in posti malsani a livello vibrazionale, o magari in posti cercati appositamente da esoteristi per abbassare le barriere non immunitarie ma vibrazionali dei propri dipendenti, per poterli poi manipolare in un modo più approfondito, e questo di conseguenza il dipendente non se ne accorge, ma ad aggiornare giorno dopo giorno il dipendente a livello vibrazionale in un certo senso deperisce, va in entropia. Quindi qui ci vuole, come si suol dire, una difesa, un approccio più pragmatico e selettivo. Questo si può fare con i circuiti radionici in modo da schermarsi, perché purtroppo in ambienti lavorativi in cui le persone spesso sono insieme, se già la struttura è stata costruita in un ambiente magari con falde sottoterra, oppure in campi vibrazionali negativi tipo ex cimiteri, o dove ci sono state delle guerre o delle battaglie dove sono morte gente di pestilenze, chiaramente è vero che torna a vantaggio del datore di lavoro che riesce a manipolare meglio i propri dipendenti. Questo succede molto spesso anche nel settore vendita, dove i vari esoteristi consigliano ad esempio ai propri committenti, che sono padroni di fabbriche di vendita ad esempio, che sono nel settore della vendita, di costruire determinati tipi di strutture proprio dove a livello vibrazionale le persone sono più basse, così da poterle manipolare. È chiaro che alla distanza poi certe persone ne soffrono, ne subiscono le conseguenze, e a livello vibrazionale sono praticamente messi male, mettiamolo giù così. E allora in questi casi qua bisogna ricorrere a dei circuiti, la via più breve è ricorrere a dei circuiti radionici di protezione. Questo non è solo per gli ambienti della vendita, sono anche gli ambienti ad esempio sanitari, dove ad esempio lì è ancora peggio la cosa, perché arrivano pazienti che hanno già dei traumi di qualsiasi tipo, patologie, magari anche creati ad hoc da vibrazioni basse, da geni, da vampiri energetici, da egregore, e quindi l'operatore sanitario che si avvicina a queste persone in un certo senso viene contagiato, infettato, mettiamolo così. Non capita sempre, perché ci sono alcuni operatori sanitari che si proteggono, ma capita spesso che ci sono questi ambienti, oppure ambienti amministrativi dove non c'è un bel equilibrio, il responsabile è un attimino magari infettato da queste larve astrali, parassiti vibrazionali, e quindi di conseguenza a catena tutto il resto decade e va in entropia. Quindi l'ideale è sempre ricorrere a dei circuiti radionici che diano almeno un minimo di difesa. Alcune volte invece non bastano neanche circuiti radionici, e se si può è meglio alzare le vele e cambiare situazioni. Certo, in questo periodo non è facile, ogni posto di lavoro è importante da tenere, però piuttosto che perderci proprio fisicamente tutto, è meglio fare un momento la marcia indietro. Dico questo perché ho visto anni fa delle situazioni in cui delle persone, per tenere il posto di lavoro, poi perdevano anche tutto il resto, corpo fisico compreso, proprio perché certe strutture vengono costruite proprio in zone
in cui magari per centinaia di anni i vecchi che abitavano in quei posti non costruivano, non mettevano niente, sapendo esattamente cosa c'era sotto, ma i committenti di questi stabili costruiscono prima di tutto perché pagano poco il terreno, proprio perché gli altri non vogliono costruire, e in più prendono, come si suol dire, la palla al balzo e magari ci mettono un punto vendita così che i dipendenti restino un attimino fagocitati da queste energie. Ho tante storie da raccontare al riguardo, però lo farò nelle prossime pillole, ma l'importante è riuscire a capire che gli ambienti di lavoro sono un focolaio appunto di questi vampiri energetici o parassiti astrali vibrazionali o egregore. Bene cari amici, detto questo, il vostro Maledetto Veneziano prende l'occasione per ringraziarvi di avermi seguito fino a qui e vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di venirmi a trovare nei gruppi di Hildegard e Maledetto Veneziano su Facebook e anche in Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!